Saranno i cittadini a decidere, il sindaco Martello è pronto a chiamarli al referendum, anche se già la città si era espressa ed era contraria. Viene picchiato in centro storico, 37enne ghanese muore all'ospedale di Agrigento. A Pachino 15enne accoltella il suo bullo e finisce in carcere minorile. 2 giovani giocano in ex fabbrica di fuochi d'artificio a Ispica, c'è un'esplosione, uno dei 2 è in prognosi riservata. Nel salotto di TV a ospite il deputato Carmelo Pullara, integrale oggi alle 16 e domani alle 21. Sono pronti ad andare a scuola i bambini ucraini accolti dal comune di Montevago. La società Dante Alighieri attiva corsi di italiano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come è successo in passato, tornano le polemiche, le prese di posizione contrarie al progetto Enel bloccato da 7 anni nonostante i permessi e che prevede un investimento da 1 miliardo di euro. Il dibattito si è riacceso dopo le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Francesco Storace, che ha annunciato la volontà del gruppo di riprendere l'investimento. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, getta acqua sul fuoco e, pur riconoscendo l'importanza dell'investimento, dice saranno i cittadini a decidere con un referendum, anche se nel passato i cittadini erano già stati chiamati a esprimere il loro punto di vista ed hanno bocciato il rigassificatore. Arturo Cantella. Continua il dibattito sul futuro del rigassificatore a Porto Empedocle dopo l'annuncio avvenuto da parte del legale rappresentante dell'Enel Francesco Storace. Si tratta di 1 miliardo di euro l'investimento, ha dichiarato Storace. Era stato messo in affittalina 7 anni fa da parte dei governi precedenti. Dispone dei permessi necessari che sono stati rinnovati in attesa che arrivasse finalmente il via libera. Intanto una PEC è stata inviata ai massimi esponenti del governo con in testa il Presidente della Repubblica Mattarella e quello del governo Draghi. Ed è contro l'insensato progetto ideato da certi soggetti per la collocazione di un terminale di rigassificazione a ridosso della Valle dei Templi, zona UNESCO, in zona Caos, Parco Pirandello. L'appello è sottoscritto da un numero elevato di persone e ha la missione di informare e persuadere i decisori, posto che il percorso eventuale collocazione dell'impianto a ridosso della Valle dei Templi risulta impervio e i tempi vanno da 6 a 10 anni e che la strada più breve, insiste il comunicato, e meno traumatica sarebbe quella a cui lavorano sia l'ENI che la SNAM, cioè navi gasiere in grado di lavorare 10 miliardi di metri cubi all'anno da ancorare al largo delle coste in prossimità dei porti dove già insistono i collegamenti alla rete nazionale. Intanto anche il primo cittadino di Porto Empedocle, Calogero Martello, si esprime in tal senso in merito con circa un futuro referendum sulla materia. Martello afferma decideranno i cittadini sul da farsi. È chiaro che le ultime dichiarazioni di stampa dell'amministratore delegato dell'Enel, che sono pronti ad investire 1 miliardo di euro per la realizzazione del rigassificatore, è un articolo di giornale che apprendiamo con, con il punto interrogativo, anche perché questo è un progetto che risale a circa 12 anni addietro e ad oggi penso che siano cambiate anche molte cose rispetto al passato. Vero è che c'è l'interesse nazionale sulla necessità di affrancarsi da un punto di vista energetico da alcune fonti di approvvigionamento, però ad oggi noi come amministrazione non abbiamo avuto nessuna interlocuzione né con Enel né con altri soggetti interessati sulla vicenda. È chiaro però che, e lo voglio dire con estrema franchezza, che nel momento in cui affronteremo il problema con chi di dovere, nessuno possa pensare di entrare a gamba tesa su Porto Empedocle. Cioè, Porto Empedocle è un comune che ha rappresentato per l'intera provincia nel corso degli anni un volano di sviluppo per l'intera provincia. È chiaro che tutte queste interlocuzioni e notizie di stampa apprese in questi giorni da parte di chiunque che esprime giudizi sul sì, sul no di un rigassificatore da realizzare a Porto Empedocle, una cosa deve essere chiara: sarà la città di Porto Empedocle a decidere cosa fare delle proprie aree e come intende creare condizioni di sviluppo. Sarà la gente, l'amministrazione, la gente di questo comune a decidere cosa fare.
È chiaro che si tratta di un'opera importante, un'opera che non riguarda soltanto la città di Porto Empedocle, ma ritengo che dia la possibilità di uno sviluppo economico per l'intera provincia, ed è chiaro che la città sarà chiamata, laddove è necessario, anche ad esprimersi con un referendum. E nel dibattito in corso sul rigassificatore interviene l'associazione ambientalista Mariamico, che tramite il coordinatore Claudio Lombardo ribadisce contrarietà e afferma: da sempre Mariamico è contraria alla costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle, come era contraria al riempimento a mare che lo dovrebbe ospitare. Noi avevamo previsto, prosegue, che l'occupazione di questo pezzo di mare avrebbe provocato danni nelle zone vicine, e la cosa è puntualmente avvenuta. A pochi metri dal riempimento a mare l'erosione costiera sta inghiottendo la collina del Caos e rischia di far franare la strada statale 640. Siamo altresì contrari perché questo impianto a circuito aperto restituirebbe in mare grossi quantitativi di acqua più fredda e clorata. Stiamo parlando di quantitativi di acqua dell'ordine di 600.000 metri cubi al giorno che, trattati con cloro, rilasciano sostanze tossiche e mutagene, i cloroderivati organici che provocherebbero l'eliminazione degli organismi costituenti lo zooplancton, le uova e delle larve di pesce, con conseguente impoverimento del mare e la formazione di schiume. Infine, una cosa da non sottovalutare è che questo impianto deve sottostare alla normativa Seveso, che distruggerebbe per sempre la vocazione turistica di Porto Empedocle e di San Leone. Adesso la cronaca. Si indaga nel più fitto riserbo sulla vicenda legata alla brutale aggressione ai danni di un 37enne ghanese avvenuta venerdì sera in via Saponara nel pieno centro storico di Agrigento. L'uomo picchiato e preso a ammazzate a margine di una rissa scoppiata per motivi ancora ignoti è deceduto all'ospedale San Giovanni di Dio, dove era stato trasportato e ricoverato in seguito alle ferite riportate. Il quadro clinico del ghanese arrivato al pronto soccorso non sembrava essere così complesso. I carabinieri hanno avviato l'attività investigativa per far luce sulla vicenda. È accusato di tentato omicidio un quindicenne che venerdì scorso in via Plebiscito a Pachino nel Siracusano ha coltellato un coetaneo al culmine di una lite. Il minore è stato sottoposto a fermo e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori di Catania ha convalidato la misura cautelare disponendo il suo trasferimento nel carcere minorile della città etnea. Nel corso del suo interrogatorio il quindicenne ha ammesso i fatti, spiegando di aver agito perché da mesi era vittima di bullismo e, secondo la sua versione, avrebbe compiuto quel drammatico gesto perché esasperato. Ha suscitato scalpore su Inebrodi la morte di un medico durante una visita domiciliare a un paziente. Gianfranco Abbadessa, noto e stimato professionista di Tortorici, è stato stroncato da un malore improvviso. La sua morte ha provocato dolore e rabbia per la dinamica dei soccorsi, facendone emergere, ancora una volta, le criticità del sistema. Il sindaco di Castellomberto, Vincenzo Civa, ha parlato di un sistema sanitario che ha abbandonato il territorio nebroideo. Stavolta è toccato ad uno di noi, commenta il primo cittadino. Si è richiesto l'intervento dell'ambulanza più vicina. Questa si trovava fuori. Allora ne è arrivata un'altra da Ucria, a 27 minuti da Tortorici, senza medico a bordo. Non è più sostenibile, continua il sindaco, questa situazione. Il mio è un appello non solo perché si trattava di un collega, ma soprattutto perché questo rappresenta un problema per l'intera comunità. Il responsabile locale del 118, Domenico Runci, replica evidenziando che tutte le ambulanze erano impegnate, l'unica disponibile era quella di Ucria, senza medica a bordo. È facilissimo, dichiara la Gazzetta del Sud, attaccare noi, ma è la legge che è sbagliata. Questa infatti stabilisce il numero delle ambulanze medicalizzate in base a parametri precisi, una ogni 70.000 persone. Noi possiamo fare ben poco. La scomparsa del dottore Gianfranco Abbadessa, commenta il deputato regionale Bernardette Grasso, è una tragedia che investe tutta la comunità nebroidea, la quale perde un valido professionista, oltre che uomo per bene. Ho posto tante volte la questione della carenza di medici a bordo delle ambulanze, così come ho chiesto più volte che sia potenziata la medicina territoriale delle aree interne. Purtroppo quello dei medici del 118, continua la parlamentare siciliana, è la punta di un iceberg. In Italia è stato istituito
Il numero chiuso per le professioni sanitarie, ma nessuno si è preoccupato di fare una vera programmazione. Su tale difficoltà poi c'è un ulteriore ostacolo. I medici che si presentano al corso annuale di 300 ore per svolgere servizio nelle ambulanze sono sempre meno. In un corso si possono formare fino a 80 medici. Nell'ultima tornata erano 38 gli iscritti e solo 9 gli idonei a sostenere gli esami. Esplosione a Ispica, nel Ragusano, in un'ex fabbrica di fuochi d'artificio. Gravi 2 ragazzini che giocavano ad appiccare il fuoco. Il più grave è un 14enne che si trova in prognosi riservata. Il 15enne non è in pericolo di vita. Vediamo. Sostanzialmente l'intervento si è reso necessario per le gravi lesioni riportate durante lo scoppio, che soprattutto consistevano in lesioni al volto e alle braccia. Hanno lavorato assieme congiuntamente neurochirurghi e chirurghi plastici che hanno ricostruito una parte del volto del ragazzo che era, ripeto, gravemente lesionato, e in questo c'era anche una ferita aperta del cranio che è stata richiusa ed è stato fatto quello che tecnicamente si chiama una toilette chirurgica del focolaio lacero-contusivo. L'intervento, per quello che possiamo dire a questo momento, è tecnicamente riuscito e anche alle braccia le lesioni sono state riparate dai chirurghi plastici e quindi speriamo che il ragazzo possa avere un favorevole esito. Ecco. Adesso la politica, ospite di un approfondimento a cura del nostro direttore Arturo Cantelle, deputato regionale originario di Licata, Carmelo Pullara, che alle ultime elezioni regionali ha incassato quasi 10.000 voti. L'integrale andrà in onda oggi alle 16 e domani alle 21. Vediamo nel nostro alcio. Nell'ambito degli speciali eseguiti dalla nostra emittente, questa settimana vi proponiamo quello registrato con l'onorevole Carmelo Pullara, deputato regionale originario di Licata, recentemente aderito alla formazione politica denominata Prima l'Italia. Diversi gli argomenti trattati nel corso della trasmissione su tematiche inerenti al nostro territorio, la sanità, il lavoro, la pandemia. Ringrazio voi e saluto tutti quelli che ci seguono, vi ringrazio perché date la possibilità di avvicinare la gente alla politica o ai politici, che è anche una cosa giusta. Prima l'Italia. Prima l'Italia non è una Lega travestita. Prima l'Italia è un contenitore moderato, centrista, per il quale abbiamo ottenuto che in Sicilia si sperimentasse questo modello. Devo dire che quando in agosto siamo entrati con i 4 colleghi Canonia, San Martino e Cafeo, provenienti tutti da mondi moderati, e siamo approdati alla Lega, fu tra le prime cose che abbiamo posto come idea al nostro segretario nazionale, Matteo Salvini, cioè dire quello di provare a svestire i panni, tra virgolette, nordisti e vestire i panni realmente di un partito nazionale che avesse da Licata, diciamo così, a Bolzano un comune sentire, che non ci fosse più quella dicotomia nord-sud. Devo dire che questa idea sposata anche dai parlamentari che già insistevano in Sicilia, nazionali, regionali, europarlamentari, ma anche e soprattutto dal segretario regionale l'onorevole Minardo. Matteo Salvini ci ha ascoltato, ha avuto coraggio, ha posto il tema in Consiglio federale. Capite bene che, il Consiglio federale della Lega, per autorizzare una fuga in avanti, chiamiamola così, di questo tipo, ha dovuto, tra virgolette, stringere le spalle, ma quella è la dimostrazione che noi siamo un valore aggiunto
e siamo determinati per la linea politica di un partito nazionale. 30 anni al boss dell'Acquasanta, Galatolo è mandante della strage di Pizzolungo. C'è il servizio. A 3 giorni dal ricordo per il 37° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile del 1985, la notizia che la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a 30 anni per il capomafia palermitano Vincenzo Galatolo, anche lui tra i mandanti dell'attentato che Cosa Nostra organizzò per uccidere il magistrato Carlo Palermo. Venne utilizzata un'auto imbottita di tritolo lasciata ferma su una curva della strada che collega la frazione di Pizzolungo a Trapani. Al passaggio della blindata con a bordo il magistrato la deflagrazione totale che prese in pieno la vettura sulla quale si trovavano Barbara Arezzo 30 anni e i suoi gemellini Salvatore e Giuseppe Asta di 6, un puzzle ancora non del tutto completato, sentenza che si aggiunge a quelle che nei primi anni del 2000 hanno condannato sempre quali mandanti capimafia Totorina, Vincenzo Virga, Nino Madonia e Balduccio Di Maggio, una strage della quale si conoscono anche gli esecutori appartenenti al clan mafioso di Alcamo, ma che sono stati assolti in via definitiva. Dopo una loro condanna in primo grado sono stati assolti in appello e infine in Cassazione, salvo poi accertarsi grazie alle collaborazioni di alcuni pentiti le loro responsabilità, ma per la formula del nei bis in idem non possono subire un nuovo processo, e questo è solo uno dei tanti buchi di questa indagine assieme a quello delle complicità. È certo che il clan mafioso di Alcamo e Castellammare del Golfo si mosse per attentare alla vita del PM Carlo Palermo. L'autobomba venne preparata nell'officina del castellammarese Gino Calabrò, oggi all'ergastolo per le stragi mafiose del 93. Per la strage di Pizzolungo, tra gli assolti in via definitiva, è stato condannato per la ricettazione dell'auto rubata usata per compiere la strage Vincenzo Galatolo, un pezzo da 90 della mafia palermitana. Per la strage di Pizzolungo ad accusarlo è stata la figlia Giovanna. Il nuovo capitolo investigativo porta la firma dell'odierno capo della procura di Trapani, Gabriele Paci. Da procuratore aggiunto di Caltanissetta ha raccolto i nuovi elementi, ottenendo la condanna del capo mafia palermitano vicinissimo all'ala corleonese. L'abitazione di Vincenzo Galatolo dentro il vicolo dell'Aranella di Palermo era la sala operativa di Cosa Nostra palermitana, dove per i PM fu pianificata la strage di Pizzolungo. In quel vicolo si decidevano delitti e stragi, da quel vicolo partivano persino i killer e poi lì tornavano anche a festeggiare la presenza di Totorina. Sarebbe però interessante risalire al filo del depistaggio, sapere chi si interessò a far pronunciare assoluzioni da una corte che secondo altri giudici aveva tutti gli elementi a disposizione per condannare, chi aiutò quei boss ad evitare le condanne, perché mai Totorina teneva parecchio a quegli imputati alla sbarra per la strage di Pizzolungo, tanto da far smuovere il capo mafia Nisseno, Piddu Madonia. Ma soprattutto ancora oggi ci si chiede perché Carlo Palermo, magistrato originario di Trento, rimosso da quell'ufficio istruzione per una indagine su armi, droghe e riciclaggio di denaro nelle casse del Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi, all'epoca presidente del Consiglio e mandato su richiesta in procura a Trapani, subì l'attentato a 40 giorni dal suo insediamento. La strage di Pizzolungo, insomma, è un mix di incroci tra mafia, politica, massoneria e servizi deviati. A Montevago i bambini ucraini accolti dal comune dell'Agrigentino sono pronti ad andare a scuola. Vediamo. Continua l'assistenza dei profughi ucraini a Montevago. Ricordiamo che sono stati 20 le persone ospitate. Un corso di lingua italiana viene effettuato verso di loro nell'ambito del progetto Un cuore per l'Ucraina, con i bambini che si vedono pronti per andare a scuola. L'iniziativa viene fatta grazie all'Associazione di Volontariato a Cuore Aperto, diretta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e dal comune di Montevago, con in testa l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. Domani cominceremo ad attivarci con la scuola e quindi oggi li abbiamo voluti far incontrare tutti quanti, vederci qui in biblioteca, distribuire un po' di materiale scolastico e soprattutto per i più piccoli cominciare un processo di integrazione con i bambini di Montevago. Sicuramente da parte della scuola c'è ampia disponibilità e l'obiettivo è proprio farli uscire da casa e portarli a stare insieme agli altri bambini. E devo ringraziare di cuore tutte le associazioni e i comuni cittadini
tutti coloro che con una rete di volontariato, una catena proprio di bontà e di amore mi stanno dando una mano. Quindi il Comune sta facendo la sua parte per quello che serve, quindi ringrazio gli assessori e il vice sindaco che mi stanno dando una mano, ma dall'altro lato devo ringraziare la rete dei volontari con le associazioni in testa e anche i singoli cittadini che si sono fatti carico delle famiglie. Abbiamo dato 2 referenti per ogni abitazione e loro ogni mattina fanno il giro, vedono che cosa è servito, in tutte le maniere abbiamo cercato di dare le risposte. Ora però è finito questa fase, noi da domani vorremmo proprio farli integrare nella comunità, perché ribadisco, il progetto nasceva proprio da questo modello di una accoglienza integrata nel tessuto sociale. La prima fase è stata superata, abbiamo richiesto e ottenuto l'STP, quindi hanno anche il riconoscimento per potersi sottoporre alle visite mediche, a quello che può servire. Abbiamo fatto la richiesta del permesso di soggiorno, dobbiamo andare a Palermo per quanto riguarda i minori per poter chiedere anche con i tutori, quindi con le mamme, per i minori chiedere il riconoscimento, quindi i certificati che occorrono, e già abbiamo preso contatti. E ora la parte più operativa e più concreta è quella della integrazione nel tessuto sociale. Per loro ci auguriamo subito di fare dei corsi di italiano in modo tale che comincino a dire le prime cose, anche se devo dire il traduttore Google è stato di fondamentale importanza in questi giorni. In tutti i modi stiamo cercando di portare avanti una comunicazione lineare e una comunicazione proprio di intesa. Ecco, da domani loro devono cominciare a pensare a loro, quindi se c'è da andare a fare la spesa noi ci preoccuperemo di dare dei buoni, però devono essere loro a muoversi all'interno del paese per capire cosa loro serve e di cosa hanno necessità. E poi mi auguro, perché molti mi chiedono per esempio di lavorare, quindi io mi auguro che ci sia la possibilità per loro di fare qualcosa, qualche attività, e poi mano a mano vedremo quello che anche a livello normativo viene fuori, e se ci saranno dei supporti è tutto di guadagnato per loro. Anche la società Dante Alighieri si è attivata attraverso i comitati provinciali dislocati sul territorio nazionale per la realizzazione di appositi corsi di lingua italiana da destinare ai profughi ucraini in modo da facilitare il loro inserimento e la loro prima integrazione con il tessuto sociale dei vari territori. Si tratta di un'iniziativa finalizzata a facilitare i loro rapporti comunicativi e sociali in un paese di cui sconoscono lingua e cultura e in cui sono alla ricerca di validi sostegni, dichiara la presidente Enza Ierna. Al Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento il progetto Demetra per studiare biodiversità e conservazione delle specie. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi al via il progetto Demetra, un progetto che parla della biodiversità in campo agricolo. Di cosa si tratta e come si svilupperà? Si tratta di un progetto finanziato dal PSR Sicilia, nella fattispecie di azioni 10.2 e 4.4a, che riguarda azioni materiali e immateriali per la conservazione, catalogazione e promozione della biodiversità coltivata nel bacino del Mediterraneo. Oggi il primo seminario, ne sono previsti altri 2, più 3 corsi da 60 ore rivolti a tutti i quadri tecnici del territorio. Di cosa si tratta? Si tratta di realizzare sostanzialmente 4 campi di conservazione delle principali specie di interesse agrario e un campio di conservazione dei semi antichi, di cereali e di legumi antichi. La biodiversità sappiamo cosa è importante, per quale motivo è importante, perché i sistemi ecologici più sono vari, meglio resistono ai cambiamenti. Quindi oggi, tra le altre cose, a seguito dei cambiamenti ambientali che stanno avvenendo, vi è anche in corso una perdita di variabilità genetica. Occuparsi di questo argomento significa anche creare e rafforzare la cultura ambientale e mettere a disposizione il germoplasma, cioè questa importante variabilità genetica, in questo caso di specie coltivate, anche a disposizione del territorio e delle aziende. Infatti il miglior modo per conservare la biodiversità è quello di utilizzarla, cioè
selezionare da questo importante patrimonio, di cui la Valle dei Templi ha già il privilegio di essere custode. Noi abbiamo il dovere di implementare e conservarla e quindi mettere a disposizione delle imprese agricole nuove accessioni che possono anche rispondere ai mutamenti, non solo ambientali ma anche di mercato. Dei 4 campi collezione riguardano agrumi, olivo, frutta fresca in generale e vite. Di queste, quindi complessivamente oltre 400 antiche varietà saranno raccolte in questi 4 campi. 10 grani antichi, almeno 10 semi di leguminosi antiche. Il tutto serve a sostenere le aziende che vogliono riprendere la produzione attraverso il rispetto dei ritmi naturali e andando verso la dimensione dell'eccellenza, perché molte di queste varietà esse stesse rispondono a standard di qualità molto elevato, ma addirittura conservano quei geni che servono a rispondere alle necessità. Immaginiamo i cambiamenti climatici, se la temperatura dovesse aumentare così per come è previsto, abbiamo bisogno di nuove varietà che resistono a queste nuove condizioni e questo lo possiamo fare se abbiamo conservato nella cassaforte della custodia di queste varietà i geni che riguardano queste antiche accessioni. Ecco, parliamo di questo progetto Demetra che si presenta oggi qui al Museo Griffo ad Agrigento. Quanto è importante e che obiettivi si prefigge anche per la nostra economia siciliana agricola? Come ha detto poco fa il professore Barbera, allevare, coltivare e conservare germoplasma, materiale genetico della frutticoltura ma anche degli ortaggi e del grano in un luogo principe dell'incrocio tra storia, archeologia, paesaggio e cultura è fondamentale. Questo è il posto ideale per fare operazioni di questo tipo, è il posto affidabile perché è affidabile l'ente parco, perché la conservazione del materiale genetico deve essere fatta da un sistema pubblico cosciente, coerente e credibile. Credo che queste condizioni, sono certo che queste condizioni esistono qui nella Valle dei Templi grazie al lavoro fatto da questo consorzio negli ultimi anni. Ecco, nel territorio che ricadute avrà? Ma può avere delle ricadute, guardi, certamente ha delle ricadute anche di carattere paesaggistico, ha delle ricadute di carattere culturale e quindi anche turistiche, perché mostrare alla gente qualcosa che è legato intimamente al territorio. Voi avete il caso esemplare della Colimbetra, quando si è fatto il museo della Colimbetra nessuno pensava che abbia avuto 100.000 visitatori l'anno, e quindi associare alla Colimbetra, che in fondo è una collezione straordinaria di agrumi e di altre specie, un campo di germoplasma che racconti al turista, ai milioni di turisti che vengono qua, che cos'è la biodiversità siciliana in termini di prodotti, dà forza anche alla gastronomia. Quindi se uno vuole, le ricadute esistono dal luogo fisico dove conservi le piante al ristorante dove vai a mangiare. Presidente, presente a questa iniziativa, voi rappresentate tante aziende del settore, come la valuta e questo progetto Demetra avrà anche dei riscontri per i nostri agricoltori? Ma è un tema importantissimo, oggi più attuale di prima, considerando quello che sta succedendo, considerando la rivisitazione della PAC. Si parla di una nuova PAC diversa da come avevamo immaginato, quindi ritornare a riappropriarci delle nostre culture, del nostro genotipo che c'era, che ci ha caratterizzato e che ci ha differenziato nel tempo, credo che oggi più di prima sia importante, quindi importantissimo questo convegno, speriamo possa essere foriero di grandi risultati per il territorio. Gaetano Aronica e il suo ritorno a Cianciana. L'attore agrigentino è stato scelto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Martorana come direttore artistico della Passione Vivente di giovedì e venerdì santo 14 e 15 aprile. Vediamo.
Al via a Cianciana i riti della Settimana Santa, la passione del Figlio dell'uomo, organizzato dall'Associazione Settimana Santa di Cianciana, diretta dal presidente Gerlando D'Angelo, e che vede il coinvolgimento di tutto il paese con la mobilitazione di circa 150 tra personaggi e comparse, impegnati quotidianamente nella preparazione della tradizionale Via Crucis vivente, richiamando moltissima gente proveniente anche fuori la Sicilia e da molti ciancianesi che lavorano all'estero per lavoro. La manifestazione prenderà il via alla giornata di giovedì santo, giorno 14, dalla piazza Aldomoro davanti alla chiesa madre alle ore 21:30. Proseguirà poi l'indomani, il venerdì santo, sul percorso della processione fino al caratteristico Calvario in cima alla città tutto il giorno dalle 10:30 in poi. Toccante la cerimonia serale con il Cristo morto riportato in chiesa, il tutto arricchito con la recita del dramma sacro e con i testi dei 4 Vangeli. Si ritorna quindi dopo 2 anni di pausa forzata, con diverse novità, la più importante quella della presenza del noto attore e regista agrigentino Gaetano Aronica, di origini ciancianese, che è legato alla città di Cianciana per i suoi ricordi, per l'infanzia e per la stessa sacra rappresentazione. Dopo tanti anni ritorna la passione vivente e Aronica è impegnato come regista e direttore artistico della rappresentazione. Mi sono inserito, o meglio, mi hanno chiesto di inserirmi nella Settimana Santa ciancianese, che è una tradizione incredibile, bellissima, che rende merito a dei posti straordinari. Io l'ho definito il cuore della Sicilia antica, al quale sono molto legato per motivi anche affettivi, e quest'anno ho il privilegio di dirigere questa grandissima manifestazione con moltissime direi novità, ma è un anno di novità, per cui è un anno diverso per tanti motivi. Quale sarà il tocco che metterai alla manifestazione, che ricordiamolo è il giorno 14 sera e il 15 mattina? Sì, il 14 sera c'è il processo a Gesù e il 15 mattina la Via Crucis. E il tocco è quello di un umile artista che si presta alla tradizione religiosa, così come accadeva nel Medioevo, con i misteri medievali, per darne una versione sicuramente rivisitata attraverso soprattutto i fatti degli ultimi 2 anni, che hanno cambiato il mondo, c'è poco da fare, per cui non si può non tenerne conto. Ho cercato di inserire dei motivi, degli elementi di novità, soprattutto per quanto riguarda la figura della donna e anche dei bambini. Uno spettacolo, dico spettacolo perché è una rappresentazione sacra, ma che ho inteso, alla quale ho inteso dare un segno molto forte dal punto di vista proprio della messa in scena, perché ritengo che oggi le donne finalmente sono riuscite purtroppo a venire fuori, da una situazione veramente a volte difficile, e io credo di aver reso merito all'importanza della donna non solo in tutta la cultura mediterranea, ma direi nel mondo, anche nelle decisioni politiche, nelle decisioni di grande spessore. Gaetano Aronica, ecco, tu hai un legame con Cianciana che magari molti non sapranno. Io ho un legame, come sai, con tanti posti della Sicilia, perché sono un siciliano, ero anche una signora camminante, mi definiva ho sempre amato, sono sempre stato un curioso. Cianciana è un luogo del cuore perché ci andavo da bambino in campagna e i miei mi portavano a vedere proprio questa processione del venerdì a Cianciana e il processo il giovedì. Sono legato da ricordi bellissimi, perché mia madre era di Cianciana e mia madre, che oggi non è più tra noi, è seppellita lì, per cui per me è sempre una buona occasione per andarla a trovare. La rappresentazione come si snoderà? Gli attori impegnati Sì, gli attori. Sì, gli attori, hai detto benissimo. Ti ho visto per un attimo stranamente essere incerto, ma un'incertezza che ho vissuto in prima persona, che è stata una delle scommesse di questa manifestazione. Ci ho lavorato e veramente qualcuno ha scritto sulle orme di altri grandi che non nomino neanche in questo momento. Si crea una situazione di una ricchezza umana, di una poesia straordinaria. Cioè lavorare con le persone vere di tutta la valle, che sta ai piedi dei Monti Sicani, perché sono venuti da tutte le parti, dirigere 80-100 persone, muovere le masse,
è un'esperienza incredibile che onestamente non avevo mai fatto e che mi ha esaltato molto, perché poi parli con il barista, con l'otorino, con il veterinario, che poi fa Caifa, fa Pilato, ma non lo fa da dilettante, lo fa con tutto l'amore e con la conoscenza. Addirittura ho imparato molto da loro. Io credo che ci sia stato un rapporto bellissimo, abbiamo lavorato tantissimo come in una compagnia professionale, e devo dire che i ragazzi di tutte le età che vi partecipano hanno aderito con un entusiasmo e una professionalità veramente incredibile. Grazie a Cianciana, questo paese che sta facendo parlare di sé come esempio virtuoso. Non dimentichiamo che gran parte della popolazione è anglosassone, cioè molte persone di tanti paesi del mondo hanno deciso di andare a vivere a Cianciana, trovando proprio in questo luogo del cuore, in questa Sicilia antica, così ricca di natura proprio e di tradizioni, hanno trovato e l'hanno eletta, così come me, al loro posto del cuore. Allora diamo appuntamento per la sera del 14 e la mattina del 15 per vedere sicuramente uno spettacolo dove tu hai dato e darai un'impronta certamente particolare. Sì, tu sai quanto mi sarebbe piaciuto, per me è una distorsione professionale entrare in scena, mi sarebbe piaciuto moltissimo, e invece sono stato fuori a dirigere, a commuovermi, ad emozionarmi con Gesù, con le contraddizioni di Giuda, con le contraddizioni di Pilato, di Caifa, di Erode ed Erodia. Insomma, è stata veramente un'esperienza umana unica. Io credo che questa sia proprio l'originalità, il trasmettere quello che io ho vissuto e ho sentito emozionalmente a tutte le persone che mi auguro numerosissime affolleranno la piazza della Chiesa Madre di Cianciana il 14 sera e il 15 mattina. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Messina automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. L'amministrazione comunale si è dotata di un servizio improprio di rimozione veicoli ed ha iniziato a battere cassa. In alcuni casi manca però la segnaletica verticale e spesso gli automobilisti non vedono le strisce a terra, ed ecco che subito rimozione del mezzo. Vediamo. Sta facendo cassa, però la sta facendo rubando, rubando i soldi all'automobilista. Mi dica una cosa, come mai non ci sono le strisce gialle? Come mai le strisce gialle non ci sono e c'è solo il verticale? Ma il verticale non basta, perché io non posso camminare con 1 metro in macchina per vedere i 15 metri dalla verticale. Il codice stradale non mi dice che devo camminare col metro in macchina per sapere quanti sono 15 metri. È vero che la legge non ammette ignoranza, ma neanche è possibile fare cassa sulle spalle dei cittadini che sono indotti nell'errore. Senza dubbio fa fede la segnaletica verticale, però bisogna, nel momento in cui vengono inserite delle nuove tabelle ATM per le soste degli autobus, le fermate degli autobus, bisogna andare di pari passo anche con la segnaletica a terra, la segnaletica orizzontale, e pertanto noi assolutamente chiediamo che vengano immediatamente implementate le segnaletiche a terra in prossimità delle soste degli autobus. L'altro giorno sono stato contattato e ho visto con i miei occhi persone disperate credendo che fossero state vittime di furti di auto, anche perché si trattava di auto nuove, e comunque sia non è possibile, ripeto, beffeggiarsi sui cittadini. Questo non lo possiamo consentire. Il senso di civiltà e il rispetto della legalità sì, ma al tempo stesso garantire le condizioni per gli stessi cittadini. Una sfida vincente giocata fra due grandi protagonisti, Nicola Gratteri e Giovanni Melillo. La posta in gioco è alta, si tratta della Direzione Nazionale Antimafia. Ufficialmente aperte le audizioni in 5ª Commissione dei candidati alla successione di Federico Cafiero De Rao, in pensione da febbraio. La nostra fonte è Il Dubbio. A contendersi il posto dell'ex procuratore, oltre ai 2 vertici delle procure di Catanzaro e Napoli, ci sono anche i colleghi di Catania, Maurizio De Lucia, e di Lecce, Leonardo Leone di Castris. In corsa anche il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, che però potrebbe essere nominato procuratore
procuratore di Milano. Unica candidatura interna, quella di Giovanni Russo. Gratteri, 64 anni, si trova a Catanzaro dal 21 aprile del 2016, quando il plenum si espresse all'unanimità nel giro di pochi minuti sulla proposta licenziata della quinta commissione, che registrò la sola astensione del consigliere Lucio Aschettino. Si tratta di una nomina che più di altre, come molte altre, ma in particolare, esalta il merito delle competenze acquisite sul campo da un magistrato di particolare valore, aveva così evidenziato il relatore Carlo Maria Galoppi, togato di Magistratura Indipendente, che si è distinto non solo nella lotta alla criminalità organizzata, pagando di persona anche un prezzo alto in relazione ai rischi ai quali è esposta la sua sicurezza personale, ma che ha dato prova di particolare competenza organizzativa sia dal punto di vista investigativo sia dal punto di vista della elaborazione e adozione di moduli di organizzazione dell'ufficio che sono stati sperimentati con risultati documentati presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Dopo il suo avvento a Catanzaro, diverse toghe del suo distretto sono finite nei guai clamorosi, i casi del procuratore generale Otello Lupacchini, trasferito dal CSM a Torino dopo le critiche espresse nei confronti del procuratore e delle sue inchieste definite evanescenti, e dell'aggiunto Vincenzo Luberto, segnalato alla DDA di Salerno proprio da Gratteri per via dei presunti rapporti di natura illecita con il deputato PD Ferdinando Aiello. Melillo invece, 63 anni, guida la procura di Napoli, all'epoca considerata proprio quella procura la più difficile, e la guida del 27 luglio del 2017, quando il plenum lo preferì con 14 voti su 9 proprio ad Erao Consulato, però a novembre dello stesso anno, con la nomina al vertice della Direzione Nazionale Antimafia. Eccellente attitudine organizzativa anche in qualità di coordinatore della Procura partenopea nel settore delle misure di prevenzione. A Palermo tennis in carrozzina da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Vediamo. Sì, è stata una manifestazione a noi fortemente voluta, perché il Circolo Tennis Palermo sposa a 360 gradi questo nuovo e ambizioso progetto della Federazione Italiana Tennis. Per noi è solamente un punto di partenza, infatti stiamo già lavorando per ottenere l'ospitalità per i prossimi campionati italiani, proprio la fase finale di questo tennis senza barriere, che è un torneo riservato ai giocatori di tennis in carrozzina. Sì, siamo orgogliosi, verranno tantissimi atleti, i primi italiani, i primi atleti italiani, e quindi fanno parte della nazionale, tantissimi ragazzi. E insieme abbiamo organizzato anche un raduno Kinder per i più piccoli, e quindi ospiteremo qui al Circolo del Tennis anche questo raduno. È un weekend di sport, perché in più ci sarà anche il corso di secondo livello, il terzo modulo del corso di secondo livello di tennis in carrozzina, quindi noi stiamo dando un grosso impulso e stiamo provando a migliorare sempre di più questo settore. Ecco, sì, finalmente hai detto bene, siamo arrivati quasi al venerdì e stiamo per cominciare, perché evidentemente devi pensare che non è stato facile organizzare una manifestazione di questo genere, perché presenta tante problematiche, e quindi però ce la siamo con tutto insieme al Circolo Tennis Palermo, Federazione Circolo Tennis Palermo, quale siamo stati felici di accettare la loro richiesta di organizzare questa bellissima manifestazione, tra l'altro di livello sia per grandi che per ragazzini. Quindi ben felici di poter organizzare questa manifestazione. Siamo arrivati alla vigilia, ci siamo e tutto è pronto per dare l'inizio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.